volevo chiedere gentilmente al signor Zaia, al ministro Zaia, se nel suo programma potrebbe mettere anche il problema anziani, sanitario e sociale. Nel senso che chi si tiene a casa, gli anziani, è aggravato da molte spese e noi stiamo aspettando ancora l'assegno di cura dei primi 6 mesi del 2009, fermo in comune a Verona in ragioneria, perché la regione l'ha dato l'USL è il comune il compito, perciò se è possibile evitare questi passaggi e darci una mano per le persone anziane, che se il Signore ci lascia tutti quanti diventiamo anziani. Grazie infinite. A lei signora, sì, è un grosso tema anche questo, insomma. Guardi, io lo conosco anche da vicino, ho fatto 6 anni di badanti e quindi con 2 anziani, molto anziani in casa, cioè i miei nonni che sono morti centenari, e so quali sono i problemi delle pratiche, dell'accompagnatoria, di trovare comunque del personale che possa accudirli, darti una mano, del fatto che la vigilia di Natale puntualmente si licenziano e dicono che tornano a casa. Quindi sicuramente c'è veramente col cuore, sarò lì a presidiare questo fronte. Ma con portafoglio se la facciamo? Beh, sempre, ma guardi, nelle campagne elettorali, almeno quelle che faccio io, non vado a fare promesse e di dire non si preoccupi, sistemeremo. Cioè, io dico, c'è un bilancio, cercheremo di gestire nel migliore dei modi il bilancio. Qui si tratta di capire se si sta scegliendo una persona che può essere affidabile e quindi mantenere le parole che dà oppure no.